Messaggio promozionale. Parliamo di scambioaffari.com. Per esempio, Gianfranco, che ne so, possiamo fare un esempio di uno scambio particolare. Metti caso che so, a Busto Arsizio c'è il signor Menegon. Menegon, sì. Mi piace come cognome, sì, Menegon. Menegon. Signor Menegon, che per il suo compleanno ha ricevuto 2 lampade da scrivania uguali. E non sa che farsene. E non sa che cosa farsene. Per esempio, no? Magari avrebbe gradito, che ne so, Gianfranco, al posto di 2 lampade, una lampada è un tagliacarte, giusto? Giusto il tagliacarte, perché? La scrivania. Ho capito. Poi che ci manca, no? Allora che metti fa? che vuole uccidere la suocera. Ma che no, ne col sai? tagliacarte. Picchia, nemmeno è buono. No, Tu uno magari che non picca. dare questi suggerimenti. Perché che col poi, tagliacarte non c'è la premeditazione, capito? Ma tu Ti dici danno di no? di meno, secondo me. Sì, Voiurici si viene amico, Voiurici ti dà una mano. Metti caso che ne so, a Messina c'è un giudice che è ansioso che smettila. Ma metti che gli hanno regalato 2 tagliacarte e gli serve la cosa, giusto, la lampada. Giusto, il giudice regalano 2 tagliacarte. Ma perché non ti fai i cazzi tu? Non ho capito. Ma se quello vuole scambiare quelle... Ma non ho capito, su scambia affari si scambia quello che vuoi. Tonietta, riprendi queste scene che poi c'è quel fatto. Non ce la faccio più, te la assicuro l'UCD di Giancarlo per... Vedi che ti assoppivo, Ci vuoi correre io di Carmen Villalba te la stai attento perché quello è pesante. Con tutte la cartolina dentro, t'asciuppia. Scambio DJ con console elettronica, perché non ti sono botto più. Allora, metterò un annuncio su www.scambioaffari.com con la foto, anzi la foto non la metto perché certe volte è meglio non mettere le foto che poi non dovolano nudo, guarda. Grazie. Sai cosa ho pensato? Che se nasco un'altra volta e si può tornare indietro però nel tempo, cioè che uno nasce proprio di nuovo l'1 marzo del 72, no? Vuoi rinascere lo stesso giorno? Lo stesso giorno, sì, voglio rinascere lo stesso giorno e poi su per giù nel mese di settembre dell'86 divento amico di tuo padre. Perché amico di Così mio lo padre? distrago e tu non nasci. Perché bene o male, se mi sono fatto un conto, tu sei nato il 13 di giugno dell'87, esatto, no? Per cui se io divento amico di tuo padre verso settembre e mi porto con mia, che ne so, in un viaggio, faccio mancare 2 o 3 mesi, tu non puoi essere concepito, a meno che non sei nato di 7 mesi. No, di 9 mesi. Sei nato di 9 mesi, allora giusto. Il problema sai cos'è? Che settembre 86. È perso, si fa dei alla calcoli radice togliamo il problema. Il problema è che magari, no, quei 2 o 3 mesi che è con te, chi sta facendo? Ma che passare un ciume, Tonietta, che ti metti sta C'è freddo. C'è freddo. Che prima viene chiamare che e poi c'è freddo. Io vedo cose strane. Vabbè, poi buongiorno Mare Peppe e Burrito. Ma perché Burrito, poverino? Non c'è neanche suda. È un organismo. È un organismo monocellulare. Lui è come l'uovo, non ha una cellula sola. No, ne ho uno cellulare. No. Togliete tutta la roba che c'è lì davanti. Tonietta, dacci una cuzzata, ti autorizzo io, dacci una cuzzata. Ti prego, dacci una cuzzata. Chi sta una cuzzata è? Avanza una cuzzata, Tonietta. Avanza una cuzzata, magari tu. Pure Tonietta mi dà le cuzzate. Non solo io lo difendo, gli dico che è un organismo monocellulare che non suda perché non ce l'ha le ghiandole lui per sudare, è vero che non ce l'hai? Manco in palestra sudo, come sta suda cosa? manco in palestra. Ma niente. Vabbè. Se nasco un'altra volta voglio diventare chiunque tranne Comis. Hai visto che è come Ho tolto il cubo di Rubik perché. Ma come mai appunto non era qui? Lascialo qui. Hai capito che oggi ti arravava, vero? È duro, il cubo di Rubik è duro. Gli spigoli. C'è capace che tombare come si fa. Se t'angaglio buono un do sonno è capace che tombare, capito? Magari quando ti risvegli fra 3 anni, però. Se mi risveglio. Se ti risvegli. Ok. Questa musica annuncia la canzone By Night, è un momento dedicato soprattutto a chi ci ascolta in replica, a quelli che non possono sentirci la mattina Tonietna, e non fare danno magari dopo, per magari favore. fotolisci ti procuravo, cioè, te ne vai. Ma Tony ultimamente non so perché ha queste manie di violenza, lo guardi in faccia, sembra Jack Nicholson in Shining, ci manca la botta rotta a caccetta, poi è preciso, è lui. Potete lasciare il vostro commento sotto la foto di Gianfranco piccolo con le cuffie, sei tu? Ma anche Gianfranco adulto, devo dire. Effettivamente non è che sono sì. tanto più grande. Non sei cambiato, ti mancano gli occhiali poi però... e i rendazza davanti, poi sembri tu. Le mie cuffione. No, ancora la metti scaglioni, non so se hai notato, dovevi mettere ancora gli zapponi davanti che c'hai. Però avevo già questo sguardo così strano. Vabbè. Se nasci un'altra volta, perché non fai il free climber? Che fai? Di che Casabranci con un dei montagne senza coddi. Perché ti sembro... E tu fai senza mano, che rendi? Non lo puoi fare senza mano, che rendi? Stupido io che poi le il faccio primo al mondo che s'abbraccia montagne che rendi? Potresti anche fare lo scalatore dell'Everest, capito? Perché no? La prima scalata per incisivi. Che ne pensi, Gianfranco? Meno male che la porta è aperta, così le cose che dici volano via. Parliamo dell'ultimo amico prima che te lascio correre il telefono. Lascia stare. Tra l'altro quello è pericoloso. Promozionale.
Allora, è pericoloso? Sai perché è pericoloso? Perché avevo filo, tu me l'assicuri e torna a rere, capisci? Me l'assicuri e torna a rere. E questa è la cosa bella. Capito? E la cosa bella è quella. Posalo. Noi andiamo a mangiare perché c'è famuccia, caro mio. Io Quindi noi andiamo ho una grande fame. al ritorno, sì, di fronte al Cinestar dei portali. Per cui sì. se volete passate a trovarci. Cosa vuoi mangiare oggi? Oggi non lo so, mi va un secondo. Per la prima volta in 2 mesi. Non lo so, si è calato un silos di pasta. L'hai presente un silos di potto chilo rosso? Ecco, che riempilo di pennette rigate. Io se l'ha calato tutto. Al già. ritorno comprano la pasta solo per lui esatto. ormai.